Questi stanno a posto di blocco, quello sta al telefono. Sta facendo niente. La luce del forno. I carabinieri non gli fanno un cazzo perché stanno smontando il turno. Oh fra, ma te ne fa male la capa, ma mica è un problema mio, è un problema tuo che fa male la capa. Che stavo vedendo? È sempre lo stesso giorno dello scorso video, ragazzi. Stiamo scendendo di nuovo perché mi è venuto a trovare questo ragazzo da Praga. Ha portato un FZ1 perché deve fare un tagliando. Sì, è venuto da Praga fino a Napoli semplicemente per fare un tagliando, perché non si fida dei meccanici. What? No, non è vero. Mi è venuto a trovare e approfitta, deve cambiare la trasmissione. Pubblicità. E dato che è al nord, perché si è fermato qualche giorno a nord, gli avevano chiesto tipo 450 euro per una trasmissione dell'FZ1. Qui siamo molto più onesti. Lo sto portando dal mio amico Salvatore, che è il mago della carrozzeria. E vabbè, gli dovrà cambiare la trasmissione, quindi non c'entra un cazzo che è il mago della carrozzeria. Però ragazzi è forte, fa delle grafiche, delle cose assurde. Non al computer, pittate, tutto a mano, grande. Poi vi faccio vedere adesso qualche lavoro. Vai, tanto qui non servono gli specchietti. Qua non li usano proprio. Ah, io prima passo. Il bello è che lui, ragazzi, è di origini napoletane, quindi accusa ancora di più lo stress del vivere fuori e di guidare qua poi e di ritrovarti a rivivere situazioni che ormai avevi dimenticato, perché giustamente vivi in un posto dove si guida più civilmente, ma dove anche le strade ti permettono di guidare più civilmente. La prima cosa che mi ha detto: wow, qua tenete le strade distrutte. Lo sappiamo. Che cosa bella, perché lui mi ha detto che targa è. Giustamente, tu c'hai la targa di Praga. Qua girano tutti quanti con le targhe polacche e le targhe bulgare, quindi sei ambientato tu. Non sei un turista, c'hai la moto targata polacca anche tu. Ascolta, se qua da assicurazione di costa avevi detto. A me 2000 euro. Io sulla mia 09. Con carro attrezzi senza limite, se mi cade un animale, se è caso che mi pagano, che mi butti 220 euro all'anno. Mamma mia. Oh, 220 euro all'anno di assicurazione. Un sogno. Io sulla mia sull'MT c'ho la targa italiana. Su quella di Carlotta c'ho la targa polacca. Il primo anno ho pagato 800 euro e dal secondo anno ho pagato 3,90. Iscritta al PRA, assicurato con Allianz. È già il più civile. Convinto un 125, ho detto ok, sai, 1000 euro, mi chiedi 1.800 di assicurazione. Ma che c'ho? Io cammino senza assicurazione. Vaffanculo, voglio camminare senza assicurazione. Mio figlio ti guarda i video, ma lui fa un altro tipo di lavoro là, lui gira il porno. Tipo di lavoro proprio. Interessante, interessante. Non hai capito? Tenga guerra in capo, presente quando mi dici tenga guerra in capo, tenga guerra in capo. Ragazzi, mentre sto editando questo video voglio darvi fastidio ancora una volta, però perché sto regalando il mio TM300 due tempi. Vi ricordo di andare a recuperare il video che vi lascio qui in alto, di commentare come dobbiamo fare questa motocicletta, perché a 100.000 iscritti regalerò questo TM ad uno di voi. Come bisogna fare per partecipare? Semplicemente dovete commentare tutti i miei video, anche quelli vecchi, iscrivervi al canale e la persona che leggerò più presente nei miei commenti sarà il vincitore del TM. È semplicissimo. Un poco di casino nelle rotonde. Noi abbiamo il mezzo da enduro, i dossi non ci spaventano. Che casino guidare qua. Giustamente la signora sta comprando la frutta e la verdura. La precedenza è un'idea? Poi. Non mi vedi? Poi. Ma non mi vedi? Va. Cosa al telefono? Later. Dal mio amico Salvatore. A posto. Cioè ragazzi, per farvi capire un po' i mezzi sul quale lavorano, dentro stanno facendo una moto turbo lì sopra, non so se si riesce a vedere, scooter super pazzi, hanno un sacco di progetti, uno più pazzo dell'altro. Questa è tutta vernice, Luca, capì? Cioè questo è verniciato, spettacolo veramente, belle veramente. Stavo cadendo, io a piedi non riesco a camminare, figurati sulle moto. Ah, dici tu addosso, le cresci già addosso. Ci vorrebbero. Allora, ti posso dire che da questa per venire giù strada fanno proprio cacà. Lo so bene. Asfalto liscio. Sì, asfalto liscio, ma poi le buche qua le buche. La praga, Perfette? Qua trovi qualche pezzo asfaltato buono perché l'hanno fatto adesso, ma il tempo che arriva un acquazzone, qua se ne ricade tutto, si fanno di nuovo le voragini, sfondi tutto. Niente, scusa. Sta andando piano, c'è un vecchietto dietro, Scusami. No, ma guarda che la maggior parte delle volte il passo ormai è qui, cioè nel senso, non è che poi è qua proprio che spaventa, vedi? Cioè qualsiasi cosa succede qua, vedi, i movimenti sono proprio sbagliati delle persone. Ma perché sono
Guarda là come si buttano. Guarda questo, cioè. Ho trovato una signora che si stava fumando l'Aicos mentre prendeva la pizzetta da mano all'amica a fianco col cellulare in mano. Cioè io veramente ho detto no, vabbè, cioè questa è da Oscar, ma già solo per riuscire a fare 4 cose insieme. Fai una cosa del genere là a Praga. Sì, ti arrestano, penso. Vedi, qua sono anche le punizioni che sono sbagliate. Io sono il primo a fare infrazioni, a me quando mi fanno verbale o cose ho sempre pagato tutto, perché qua siamo persone oneste e se facciamo una cazzata abbiamo sempre pagato tutto. Testa matta, così siamo nati e così moriamo. Però quello che dico io, anche la polizia, la presenza personale della polizia non esiste, parcheggiano dove vogliono, cioè le persone fanno quello che vogliono perché non vengono punite. Tanto lo faccio, nessuno mi dice niente, tanto lo faccio, nessuno mi dice niente. E quello è il punto. Sì, ma perché se non lo puoi inculcare alle persone, imponilo. Come? Con le sanzioni. Scusi, che esistono a fare? Fa verbale a non finire. Tu ti vai a vedere dopo la prima volta, seconda volta, terza volta. Perché qua è normalità. Cioè, ma già qua inizi dai lavori che fanno per strada. Dopo qua rimarrà così lo scalino. Rimarrà un dosso lungo, alto. E questa cosa qua parece sulla Praga. Un divisorio, un qualcosa, invece no, tu devi passare così senza semaforo, senza niente. Già il comune è sbagliato, proprio già il comune è sbagliato a prescindere. Sì, ma guarda, io con quello che io ho voluto fare con il format cosa vuol dire guidare a Napoli, è anche le persone che non capiscono e non capiscono l'ironia della cosa e la prendono a male e dicono tu racconti il brutto di Napoli. No ragazzi, io racconto quello che è vero. Guarda, carabinieri avanti, questo a 4 frecce sta passando su una strada doppia striscia continua a terra. Cioè tu ti dai, i carabinieri non gli fanno un cazzo perché stanno smontando il turno. Non è lo non sono sbagliato io che faccio questo tipo di contenuto e faccio vedere come è Napoli. Questi stanno a posto di blocco, quello sta al telefono, sta facendo niente. Io sto senza mano sulla moto, ma non potrei farlo, ciò. Il tuo video comunque sia una cosa è verità, però ironizzata. Sì, è verità ironizzata, perché io oltre a raccontare ciò racconto come sono fatte le persone, come è il napoletano, e quello di cuore è tutta un'altra storia, come siamo fatti noi del sud, ben pochi. Ma questo è colpa anche dello Stato, sono sempre stati loro a rendere tutto ciò possibile. Ma tu calcola, io ho fatto un incidente con la moto per un fosso profondo quanto una bottiglia di acqua lete, e la polizia municipale non è venuta sul posto, è venuta l'ambulanza. Mi hanno chiamato dopo 2 minuti che stavo in l'ambulanza, la polizia con la calce a freddo stava tappando il buco per non farsi fare causa. Volevi? Io sto in causa col comune. Per 3 anni il comune di Napoli non è stato assicurato. Le strade di Napoli non erano assicurate. One eternity later. Questa è da fare su una ruota, questa qua. Non va male, dai. Sì, c'è una bella spinta già. Questa sì, questa è proprio veramente da fare tutta su una ruota. Cioè questa moto te lo porta proprio e la alzi sul fosso, capito? Perché le sospensioni te lo permettono. E io ti dico la verità, per impennare, per come impenno io che impenno piano, non mi piace impennare nel gruppo con chi non sa impennare piano come me. Oh fra, ma te ne fa male la capa, ma mica è un problema mio, il problema è tuo che fa male la capa, ma no, con me. Non fa una cosa, dopo 400 bozzate e ti fa male la Va! Mi vai a pigliare 0,9 la casa, vero? Che mostra. Ragazzi, scusateci, scusate. Ragazzi. Grandi ragazzi. Grande. Però me lo zainetti già stit si può fare sta carimba. Io mi metto con il zainetto alle due. Il vizio capitano mi magari ci ha fatto di casa, no partiva là e finire fuori semaforo, per la roba 2 anni. Ma non hai visto chi è passato? No. Meme vivente. Chi è? Il bambino del bacio, non sei? Oh no! Ma è una bicicletta, ragazzi! Rispetto al Teneré si alza con una facilità assurda. Nice shot! Anche all'impiedi! Come si alza bella! Ma si alza troppo bella sta cosa! No, il Teneré non ha questa coppia. L'unica cosa che ci monterei è il cambio elettronico, però vabbè, io perché ormai ci ho fatto l'abitudine. Questo deve girare? Si era già capito.
Anche se non aveva la freccia, vedi? Mo qui qualcuno che non sa sorpassa, qualcuno che non legge sorpassa, quello bam, gli gira addosso. Questo è un incrocio che io non mi spiego, cioè verde di qua e verde di là. Cioè, capito? Questo il semaforo scatta verde insieme e scatta il rosso insieme. Ragazzi, è una bici questa cosa. La muovi e ci fai quello che vuoi. Ma come cazzo è bella. Voglio provare di terza. Ho paura perché non riesco a vedere avanti, ragazzi, ve lo giuro. La abbasso perché non riesco a vedere avanti. Ah, mi credi? Se mi fa un prezzo buono me la compro io. Per andare a 2. Sì, che sai, troppo bello, Vittorio. Perché col fatto che mo ho capito pure il punto di equilibrio bello alto, se ti metti dietro la teniamo pure un po' più bassa, riesco a vedere anche meglio. Col peso tuo. Un zainetto, quando Sì, è perché da peso dietro, hai? Sì, sto con la testa fuori per forza di cose, che non riesco a vedere. Come l'hai trovata? bellissima, molto bella, comoda e divertente anche. Cioè, Quando ho detto è agile, oh. ha un motore, Spinge, visto? no, è scendendo da una 09 che è molto potente. Questa cioè, non te la fa. No, non te la fa, cioè non ti fa dire wow che palle. Questa è sia forte che sprintosa. Il tenere invece ha solo forza. La ripresa ne ha molta poco rispetto però da quello che io mi aspettavo da un CP2 di una 07 che acceleri e stai su una ruota. Voglio un bacio! Mandate un messaggio quando arriva! Cave merda. Tutti 09, la mia è stata Area 101. Oggi io Tuareg. Ma quante 09 ho venduto a Napoli? Quante? A Napoli in tutta Italia poi. Li ho fatti innamorare tutti di questa moto. E come fai a non amarla? Lui ha la precedenza là, giusto? Perché io che mi stavo inserendo. Mi buttavo, cioè, capito? Guarda. Cioè, mo fuori chiunque sarebbe passato come un razzo. Come anche qua, guarda. Guarda. Cioè, mo stavo frenando, mo perché giustamente se ti fermi tu io passo. È bello questa cosa. Però, cioè, io mi sarei dovuto fermare io. Cioè, io ho guidato all'estero e ti accelerano addosso se stai nel torto. A piedi a me mi diedero un calcio perché non attraversai sulle strisce. Mi diede un calcio, un inglese. A Ibiza mi diede un calcio dietro la scia. Io volevo fare pure casino, eccetera. Un ragazzo italiano mi rispose: guarda, non ti mettere in mezzo che se chiama la polizia ti fanno il verbale che tu non hai attraversato sulle strisce. Vale, facciamo tutto direttamente. Sì, è diverso, perché puoi rimanere a piedi qua, mi credi? Il primo che passa sono sicuro che c'era una mano. Subito. Sono sicuro, ci danno una mano, ci aiutano, ci accompagnano a casa, ci fanno di tu. Però, cioè, se qua ti devi fermare per la precedenza, non esiste. Later. Succedelo. Si può? Sta a posto? Cosa c'è? Pure di ragazza la macchina non sa ci vedere. Non lo che l'ha fatto. Oggi che stavo vedendo. Ma non è che io si mi ass.